Presentato a Porto Empedocle presso la Torre Carlo V il libro Quel terribile 92, scritto da Ron Pettinari, che tratta di 25 voci per raccontare l'anno che cambiò la storia, ripercorrendo anche altri fatti e episodi che hanno caratterizzato i primi anni 90. La prefazione dello scritto è stata curata da Salvatore Borsellino, fratello minore del magistrato Paolo ucciso dalla mafia. L'iniziativa è stata curata dal movimento Agende Rosse di Agrigento, introdotto da Pietro Sicurelli. Con l'autore ha dialogato il giudice del Tribunale di Caltanissetta, Graziella Luparello. Io ho apprezzato tantissimo il libro di Ron Pettinari, Quel terribile 92. Quel terribile 92 non è un titolo casuale perché il 1992 non è stato un anno qualsiasi, è stato l'anno delle stragi, è stato l'anno di altri importanti avvenimenti, dalle inchieste a Mani Pulite all'accordo di Maastricht, a molti altri fatti che sembrano apparentemente slegati tra di loro, ma che si ritrovano nelle memorie di tutte le persone che sono state intervistate in questo testo e che ci aiutano a cogliere un po' il significato unitario di molti episodi che rischierebbero altrimenti di essere letti in chiave assolutamente atomistica. Ho apprezzato molto questo testo perché ha tratti di originalità davvero significativi. Non si tratta di un libro che tenta l'ennesima ricostruzione storica o processuale o paraprocessuale dei fatti che sono ormai noti, ma ripercorre quello che è stata la reazione emotiva dei 25 personaggi intervistati rispetto a questi gravi fatti, aiutandoci a cogliere il modo in cui è stata percepito, è stato vissuto quel 1992. La scelta di intervistare 25 persone non addetti ai lavori è nata di comune accordo insieme al curatore Pietro Satti e alla casa editrice della Imprimatur. Una scelta a nostro avviso necessaria a 25 anni dalle stragi, perché fare memoria e soprattutto avere responsabilità nel richiedere verità e giustizia, nel affrontare i percorsi della nostra storia deve essere qualcosa che riguarda tutti, non solamente addetti ai lavori, non solamente i magistrati, non solamente i giornalisti, ma proprio tutti quanti i cittadini. E quindi proprio per questo abbiamo scelto 25 persone, 25 artisti, 25 figure che potevano in qualche maniera raccontare il loro punto di vista proprio sul 1992, un anno particolare per tanti punti di vista, non solo per le stragi o per Tangentopoli, ma che in qualche maniera è stato voltapagina della nostra storia, della storia anche attuale. È chiaro che la Prima Repubblica finisce con se si vuole, con questi eventi e in qualche maniera nasce una Seconda Repubblica. E già questo ci dà la dimensione proprio di un anno di cambiamento, ma il cambiamento si ha anche a livello nazionale e internazionale con altri episodi, altri fatti, la guerra in Bosnia che da 50 anni non era presente in Europa, appunto la nascita dell'Europa intesa come Unione Europea, la fine dell'Unione Sovietica, c'era tutto un mondo che stava cambiando.